Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina scossa di terremoto a Salerno con epicentro nel Golfo. Esattamente ragazzi, stamattina presto, quindi tanta paura e tanto panico. È successo tutto intorno, diciamo no, intorno alle 4:33 di stamattina, diciamo 22 novembre. Quindi l'epicentro è nel Golfo di Salerno con diciamo tra Battipaglia e Agropoli. Questo lo comunica l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quindi tantissime le chiamate partite nella mattinata dai vigili, diciamo, ai vigili del fuoco, diciamo ai carabinieri, hanno chiamato davvero a tutti ragazzi, però fortunatamente per ora non risultano danni a persone o cosa, anche se stanno effettuando ulteriori verifiche. Diciamo che è stata, diciamo, l'epicentro è stato proprio all'altezza tra l'area tra Battipaglia e Agropoli, perciò qualcuno ha detto Giuseppe, tu non l'hai sentita? No, perché Battipaglia e Agropoli non è che stanno proprio vicini vicini a me, capisci? Quindi è un po' più lontano di me. Quindi diciamo che hanno sentito Agropoli, Battipaglia, Ponte Cagnano, Eboli e un po' di Salerno, ma l'inizio di Salerno vero e proprio, non proprio il centro qua dove sto io. Quindi no, per il momento non ci sono, diciamo, segnalazioni a danni strutturali ad edifici o persone, quindi è solo tanta paura come sempre. Diciamo che anche la profondità è stata poca, ragazzi, è stata a 200 metri, quindi 0,2, quindi davvero pochissima, diciamo, neanche un 0,2, 200 metri è. Quindi perciò forse diciamo tra Battipaglia e Agropoli l'avranno sentita anche perché diciamo 200 metri è proprio superficiale superficiale, quindi perciò forse è stata sentita diciamo dalle persone. Quindi in altri comuni, eccolo qua, lo sto trovando a Bellizzi, a Pontecagnano, Battipaglia, Agropoli, alcuni comuni del Cilento, nella Valle dell'Irno. Diciamo che è stato sentito un po', diciamo, dappertutto. Io non ho sentito niente, si vede che c'è il sonno pesante, quindi boh. Dice anche a Potenza, quindi bah, io non ho sentito nulla, l'ho detto pure ai ragazzi prima in chat. Siciliana no, questo è un commento, no. Quindi diciamo che purtroppo diciamo, la profondità era pochissima, 200 metri, quindi una scossa di 3,2, pure si è sentita abbastanza bene perché era pochissimo proprio la profondità, 200 metri, cioè proprio detto in napoletano, proprio un coppo, proprio sopra sopra. Però fortunatamente fino adesso non ci sono. Ciao Carolina, non ci sono danni, quindi diciamo che è stata, diciamo, la scossa dell'epicentro tra Agropoli e Battipaglia, quindi qui è nel Golfo di Salerno, sì, tra Agropoli e Battipaglia, sì. Quindi diciamo che in queste zone a Salerno è arrivata di meno, quindi anche perché è avvenuto in mare, ragazzi, quindi diciamo perlomeno che io non ho sentito nulla alle 4:33, eppure stavo sveglio, pure mi meraviglio, quindi non lo so, alle 4:33 stavo ancora sveglio, quindi non ho sentito proprio nulla, perlomeno qua dove sto io non lo so. Quindi 4:33, no, stavo sveglio a quest'ora, sì, sì. Bah, non lo so, comunque dicono Acropoli, Battipaglia, Ponte Cagnano, Eboli e Salerno. Vabbè, dicono adesso stanno in corso, diciamo, sono avviate le verifiche delle strutture, se ci sono danni a edifici, scuole, queste cose qua pubbliche, quindi per adesso non sappiamo ancora nulla, esce solo questa notizia che poi già diciamo è successo molte ore fa, quindi non vi so dire nulla per il momento, quindi in caso ci sia qualche cosa
a livello di qualche struttura, di qualche persona che si è fatta male, faccio un aggiornamento. Quindi ripeto, io perlomeno qua non l'ho sentito. Ho domandato pure a mia mamma, neanche l'ha sentita. Mio padre neanche lui l'ha sentita, eppure lui a quell'ora diciamo scende a lavorare, che gli amici lo vengono a prendere e quindi nemmeno gli amici di papà l'hanno sentita, perché poi abbiamo chiamato per vedere. Però secondo me non lo so, forse Salerno città forse proprio no, secondo me Ponte Cagnano, Agropoli, allora questo per loro è Salerno, capite? Però sono province di Salerno, non è Salerno città. Quindi perciò loro i giornali scrivono Salerno, Salerno, perché Battipaglia, Agropoli, allora dicono tutti quanti Salerno, ma provincia di Salerno, quindi perciò no, qui no. Cioè al centro proprio di Salerno io non l'ho sentita, ragazzi. Io stavo sveglio, papà stava sveglio perché va a lavorare a quell'ora lì proprio scende. Diciamo che alle 5 deve stare sul posto di lavoro, quindi scende alle 4 e mezza che arrivano i colleghi e lo prendono qua dove abito io. Quindi ho domandato a papà, ha detto di no, che non ha sentito nulla, pure i suoi amici abbiamo chiamato, non hanno sentito nulla, quindi mia mamma, mio fratello, diciamo pure l'altro mio fratello scende presto, ma nulla. Boh. Secondo me, come dico io, in effetti volevano dire Salerno in senso di provincia, non di città vera e propria. È come se dico il Piemonte e il Piemonte è grandissimo, quindi poi devi specificare che zona, in effetti, quindi puoi dire Torino, Carmagnola, però non puoi dire Piemonte perché Piemonte sarebbe generale. Quindi secondo me nelle province di Salerno, quelle diciamo da Agropoli a Battipaglia e Cilento, lì secondo me si è sentita, forse è questo il motivo, ragazzi. Vabbè, in caso di qualcosa faccio un aggiornamento. Buon appetito a tutti, penso che sono le 2, penso che molti di voi stanno già a cena, sta pranzando o stanno terminando oppure ancora non hanno messo mano. Io adesso vado a mangiare, un saluto e ci sentiamo più tardi.